che è un bando per cittadini italiani e bisogna avere la residenza in provincia di Treviso almeno da 5 anni. Lo spiega molto bene il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Il bando, che sarà ufficializzato a partire dal prossimo 6 aprile, è riservato alle famiglie trevigiane bisognose, e per bisognose si intendono quelle dove il capofamiglia ha perso il lavoro e si trova in cassa integrazione, in mobilità o comunque è iscritto nelle file della disoccupazione a partire dal 1° ottobre scorso. Un bando con valore di retroattività, una presa d'atto della provincia che crisi c'è e quindi le famiglie devono essere sostenute. Ma è un bando che certamente non mancherà di sollevare polemiche, perché dalla lista per ottenere il contributo speciale di 1.000 euro per rimborsi a sostegno di rette di asili, università, abbonamenti, mezzi pubblici, assistenza anziani, cura disabili e altro, avendo un reddito ISEE inferiore a 14.900 euro, sono esclusi gli stranieri che vivono nella Marca trevigiana e sono disoccupati. Un modo come un altro per espellere dal mondo del lavoro e dall'assistenza pubblica i lavoratori immigrati. In provincia ci sono quasi 40.000 stranieri che hanno contribuito allo sviluppo della nostra provincia. Per Muraro i criteri sono comunque da rivedere e il bando potrebbe subire delle modifiche, ma adesso siamo solo all'inizio. Adesso vedremo quante saranno le domande che arriveranno, in base a queste poi vedremo se i criteri che abbiamo identificato sono corretti oppure no. Mettiamo a disposizione questi ulteriori 500.000 euro appunto per le famiglie, e dopo, che ricordo, abbiamo già messo 300.000 euro per le aziende che hanno fatto un volano per circa 6 milioni di euro per i crediti finanziari.